Pure ancora una volta il mio cugino, vabbè, comunque. Sì, allora, oggi c'è una modalità che si chiama Nightmare. Questa modalità Nightmare fa diventare tutto più rosso la casa, quindi tutto sangue. O la porta principale. E se non sbaglio, qua ci sono anche i ragnetti. Ci sono anche i ragnetti, se non sbaglio. La modalità, vedete, fa diventare tutto più rosso, la modalità night. E ci sono anche i ragnetti. Allora, se ne spunta uno ve lo faccio vedere. Eccoli, però non ti fanno niente, non ci uccidono. Allora, scappo con la porta principale, quindi beh, buono. La security, vedi quanto è vestito. Che vuol dire? Quella è una cosa della barca. La benzina. E anche le pinze. Guardate tutto sangue. Ma hanno sbargiato casa di Granny. E quando voglio scappare dalla porta principale trovo tutte cose della barca. No, vabbè, questo è un pezzo che ci serve però, Madonna mia. Che schifo. Allora, apriamo. Madonna, ho capito. Ok. Glass fuse. La porta principale è davvero una porta proprio tutta la casa del nonno e la nonna. Guardate cos'è. La porta principale. Pet the Monster. Beh. Piedi di porco, questa ruota a cui serve per togliere questa gabbia. E dove si mettiamo? Ok, perfetto. Questa si mette in must. Qui ora state a vedere che la gabbia non c'è più. Però io ho detto con l'elettricità mi friso tutto. Mi elettrico tutto, quindi è meglio di no. Helicopter manual. Helicopter manual. Allora, io vi giuro che questa modalità le ho giocata poche volte. Non così tante volte. Adesso perché non voglio trovare la. Infatti non c'è, perfetto. Della weapon key. Bimbo rabbioso. Lo potete recuperare, da? Non si fa vedere. Ciao. Bimbo. Qui ci dovrebbe essere il polipo. Quindi porca vacca, non ci possiamo andare.
Porca di miseria, allora. Ma non stiamo trovando più pezzi che ci servono, raga. Il Werch. Dorlock. Vabbè. Andiamo a aprire la Secchiora Takai. Ecco la Secchiora Takai. Il percorso, oh nonnina, nel percorso. No, spero che non ci sia un ragno, perché io veramente in questo percorso un ragno non mi face assolutamente piacere. Cosa c'è? Niente. Non c'è un cavolo? Helicopter key! Perché sto trovando cose che solo non ci servono a fangara? Perché proprio l'helicopter key è una cosa non utilissima. Dopo timone della barca. Ok, questo ci serve, ma il sangue che ci pesa. Qui nientes. Mi fa piacere non trovare il niente. Yay, il niente bellissimo. No, è così tanto. Dove cavolo sono gli oggetti? Ah, nei cosi del piede di porco, forse sì. Con queste assi si tolgono. Ok, cosa ci rimane? Le pinze e il door handle. Dovrebbe mancare solo queste due cose, pinze e door handle, per scappare nei nightmare. Piede di porco. Ne serve ora. Sono scemo. Ah no, anche questo che si apre con la padlock. Chi se ne frega? Il covid. Dove lasciate? Ma sti graniti. Perfetto. Apriamo. Benissimo. Ora questo dovrebbe togliere l'elettricità che c'era. E queste due cose, door handle, padlock key. Dove cavolo sono? Secondo me la padlock key è dal bimbo e il door handle nel coso. Mi rimane anche da aprire l'altra scatola del piede del porco. Non so perché ci hanno dato questo cognome, questo nome, piede di porco. Piede di porco. Perfetto, ho fatto quello che dovevo. E basta che questi tavolini qua. Ho preso lo scotch per senza niente, non mi fa fangare. Ok, dobbiamo andare dal. Ok ragazzi, dobbiamo prendere una taser, perché avete capito cosa quello che voglio fare? Spero di sì.
Mamma mia. Pure lui è Nightmare, anche se... Oh. Stunga. Colpo Stunga. Ok. Mo ci andiamo a prendere il door handle don. Mo ci andiamo a prendere il door handle don. Non vedo le pinze. Devo andare nella security. Ok. Dove cavolo ho lasciato le pinze, raga? Ma io ce le avevo. Dovrebbero essere qui da queste parti. Io non vedo nessune pinze qua. Eccole, ma come ci sono arrivate qua, porca? Come ci sono arrivate? Mamma mia, questa modalità. Senti il rumore? Però è figa la modalità. Ora qui ci esce il solito vampiro. Lo sapevo che avevo indovinato. Poi andiamo lì, ci prendiamo la padlock e siamo scappati. Allora, che cavolo ha Lucato? Perché non posso... già me l'ho scordato. Allora, dobbiamo andare dal bimbo rabbioso. Che fete doto, che fete tonoso. Allora, ragno. Peccato che nelle foto prendiamo il taser. Non troviamo manco la weapon, che mi farebbe comodo trovarla. Però non ce l'abbiamo più, vabbè. Bimbo rabbioso. Allora. La confidenza. Allora, ci potrei dare pure la carne. Cioè, vabbè, no, io preferisco elettrizzarlo. Perché elettrizzarlo dovrebbe essere molto meglio. Dargli la carne. Anche se penso che la nonna e il nonno ce la danno la carne, quindi io che cavolo me ne frega, io non ce la do, io lo spero. Tanto poi rinasce sto zozzo. Ah, è già qua, raga. Boh, lì c'è la padlock. Forse. Lo sapevo, raga. Avete visto che ho indovinato? Abbiamo vinto. Quasi.
andiamo a vincere con una cosa che piace a lui, che piace a questo personaggio, non lo so che ci piace, però che ci piace a lui. Secondo me ci può piacere con qualche oggetto, tipo l'elicottero qua. Anche se dove l'elicottero si... Vabbè. Dove era un oggetto? Dove posso prendere un oggetto? Ma è possibile che... oggetto? No, no. Questa, la Spark Plug, ok. Chi se ne frega della X Keka. Discoteca. Scappa. Ok. Sentiamo come corre nel bosco della nonna, nella nonna. Mamma mia, che musica! La nonna è sempre la stessa macchina di Granny, vabbè. Ok, non si gira intorno, entro, vai. Nella modalità Nightmare. E siamo scappati anche nella modalità Nightmare. Tutto sangue, e poi magari il prossimo video facciamo sempre nella modalità Nightmare, ma con i nonni. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.